Noi eravamo una manica di ladri assassini. Da premettere una cosa: il primo serial killer italiano è stato messo a morte nel 1857 ed era un contadino di Bergamo, studiato per la prima volta da Lombroso. Era un serial killer, passava, accedeva, se ne fotteva e se ne era. Mentre nel meridione, fino al 1861, come briganti è stato messo a morte soltanto uno che aveva ammazzato un proprietario di vacche in Lucania, uno solo. Vabbè, smetto qua perché sennò vi annichiliscono i fatti storici, non è il caso. Comunque, Torre del Greco, Torre Annunziata erano poli industriali e commerciali. Oggi la vostra realtà la conoscete voi, io so la mia realtà, io vengo da Giuliano e spero tanto che voi incominciate una rivoluzione, la rivoluzione di essere più attaccati al territorio. Eludete queste americanizzazioni che sono inesistenti, non portano benefici alla nostra economia, magnato vostra, perché loro se vogliono vi fanno mangiare la soia del Po e noi il porcogo della terra dei fuochi. Quando Brescia, Bergamo sono risaputo, ci hanno messo tanti scorie radioattive dell'industrializzazione alla bassa valata. Però questo è un dato di fatto. Oggi a noi preme soltanto sapere chi eravamo e nel 1861 ci hanno cancellato, però Matilde Serao mandò un giornalista, un certo Ferdinando Russo, a intervistare i reduci e datosi che non poteva scriverlo esplicitamente sul Mattino, Ferdinando Russo ne fece dei poemetti, un soldati Gaeta e un Luciana Dorre. Matilde Serao, che era direttrice del Mattino, era anche liberale, cioè poteva essere tra virgolette pro anche, però ci teneva forse per la verità, mandò dei messaggi perché questo poemetto fu pubblicato, questi poemetti fu pubblicato sul Mattino a versi, piccole parti, questi sono lunghissimi sti poemetti, in modo che chi fosse interessato l'avrebbe letto. Nel 1950, mettendo insieme il Mattino e questi inserti, composero questo poemetto che venne ristampato e parlano di un certo Michele Migliaccio, un ragazzo di 20 anni che perde un occhio, perde un braccio nell'assedio di Gaeta, che racconta la sua verità, che non gli rimaneva niente. A 20 anni aveva perso un braccio e un occhio, ha dovuto mendicare fino alla morte. A 20 anni aveva lasciato casa, campagna, perché doveva difendere la propria terra. E l'ultimo giorno del bombardamento, con armistizio, ci bombardavano ancora. E lui perse un braccio e un occhio e mendicò fino alla fine dei suoi giorni. E poco prima che morisse venne intervistato da Ferdinando Russo. La storia di stasera invece vi parlerà di Servino, quelli che sono i mercenari che pagano per difendere i politici, i monarchi. All'epoca il re scendeva in mezzo al popolo e li sceglieva. Servino era un luciano, era cresciuto a Santa Lucia, proprio vicino al largo di Palazzi, e il re lo scelse, Ferdinando II, per fargli lavare del corpo. Il re prediligeva il passaggio per il mare e lui era un marinaio. E questo marinaio, quando ci fu il 1861 la resa, si diede, diciamo così, alla macchia, ritornò a Napoli e ritornò a fare il pescatore, non si arruolò
non divenne brigante, si nascose, ma nel 1905 in una pescheria venne riconosciuto perché raccontava la sua verità. Ferdinando Russo ce l'ha messo in versi, in questo poemetto. Era preso tutto da pazzo, perché diceva delle cose che non erano sensate, perché l'intelletto non voleva che si perseguitasse la verità. C'era già il colonialismo. Voi non avete più le acciaierie, non avete più i primati delle eccellenze alimentari, non avete più i setifici, non avete più il corallo, non avete più l'oro, non avete nemmeno gli occhi per piangere. Queste furono le ultime parole di Francesco II, detto Francischello, prima che lasciasse Gaeta. Era il 13 febbraio del 1861. Scapparono tutti, si potette. Quelli monchi tornarono a casa, quelli buoni o arruolati, o briganti, o non si seppe più niente. Buona visione.